Presidente, si parla molto dell'inserimento di Padova nella zona della sua zona industriale nell'asse dell'alta velocità Venezia-Salerno, col completamento del tratto Padova-Bologna. Io Un so che assurdo anche questo. in questo so che lei, che sente spesso l'onorevole Caon, anche in questo vi siete battuti insieme a questo fine. Di Sì, cui sì, con Roberto Caon, con Roberto ne ho parlato spesso, che come diceva un amico, e ci sentiamo e mi ha detto lavoro su questo progetto e so che ha lavorato moltissimo al suo fianco. A che punto siamo? Perché insomma, anche questo qui, insomma, voglio dire, mi sembra paradossale che Padova, che comunque non è sì. così piccola, sia al di fuori dell'alta velocità. Sì, sì, è assurdo. No, ovviamente solo il tratto Padova-Bologna, Sì, sono 107 così. chilometri, che l'alta velocità viaggia a 100 all'ora, mentre tutti gli altri tratti da Bologna fino a Salerno va via a 300 all'ora. Si perdono 40 minuti di tempo solo per il tratto Padova-Bologna, che si potrebbero risparmiare, che poi è comunque un assurdo che una linea Venezia-Salerno, che sono circa 900 chilometri, abbia un buco nel territorio più importante e più interessante che c'è in Italia, perché mi scusi, Com'è ma possibile? Com'è Padova e possibile? Bologna sono delle città estremamente importanti nell'economia e Esatto. nella viabilità. E sono così. Non ho mai capito il motivo, ma sicuramente scelte economiche, politiche, non lo Di- so. Quindi dispetti noi stiamo, politici, giochi ci politici di stiamo, ci palazzo. stiamo battendo perché non è neanche tanto complicato, poi perché l'abbiamo visto, non è un grosso problema, perché siamo tutti in pianura, ci sono dei tratti abbastanza liberi, quindi non è un grosso problema ultimarla. Stiamo restando che hanno approvato la Verona, Vicenza, Padova, Venezia, cioè l'alta velocità, adesso passerà da Verona, Vicenza a Padova, perché non c'è adesso. Sì. E qui a Padova avremo un grosso vantaggio anche con questa, ma a maggior ragione il tratto Padova-Bologna, abbiamo dei collegamenti autostradali che sono assurdi. La Padova-Bologna non è un'autostrada, è una schifezza, è una autostrada a due corsie Sì. che è solo per i camion Ma e com'è basta. possibile che un tessuto economico così ricco abbia una due corsie così pericolosa? Cioè, Che non ha nemmeno la corsia di emergenza in alcuni tratti, cioè io la faccio boh, e non lo ho già so. avuto un incidente una volta, è una cosa assurda. Inoltre abbiamo l'alta velocità che non esiste, cioè Padova e Bologna sembrano due nazioni diverse, in due stati diversi, e siamo a 80 km, 90, 100 km. Come è possibile? Non lo so, però insomma, noi ci stiamo battendo, il nostro progetto è quello di batterci, soprattutto anche per l'ultimazione dell'alta velocità Padova-Bologna. Ma è stato già approvato? Dovete essere approvato? Siete ancora No, al tavolo? che risulti a me, questo non è ancora stato approvato, è stato Infatti, approvato però il tratto Vicenza-Padova, ho sentito, ho Verona-Vicenza-Padova letto. dell'alta velocità è stato approvato e sarà una grande opera. Ma continuo a ignorare questo Sì, particolare di ma Padova-Bologna. E l'Italia è un poi, po' così, anche per esempio il tratto che taglierebbe fuori Padova con l'autostrada che va da Vicenza verso Bologna. A un certo punto quel tratto di autostrada finisce nel nulla, per dire, e diventa una tangenziale. Se noi guardiamo, uscendo dal Veneto, il tratto Siena-Grosseto, so che c'entra poco, sono 40 anni che cercano di fare la doppia corsia e non hanno ancora finito, mancano gli ultimi tratti. Cioè siamo al paradosso. E quindi obtorto collo è comprensibile anche che in Veneto questi trascurino un passaggio fondamentale, però dove ci sono industrie specifiche, aziende, economia, fermento. l'Emilia Romagna, non voglio dire che è migliore del Veneto, ma siamo là, siamo le due regioni trainanti. L'Emilia Romagna è una regione eccezionale, di Eccezionale, gente seria, corretta, che lavora in eccezionale. settori particolari, medicali, eccetera. Di Sono i pregio, numeri sì, uno sì, del sì, sì. mondo. Vabbè, e noi Veneti siamo la locomotrice dell'Europa da Sì. 30 anni, siamo quelli che testa bassa, occhi a terra e lavorare e Esatto. produciamo e siamo trascurati in tutte le maniere. Siamo proprio così, Trascurati. perché sempre poi, Drenati con le tasse e trascurati, cornuti e mazziati. sì, 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 quello delle tasse lasciamo perdere, che è Sì. un argomento che è meglio Sì. in questo momento, ma Follia. io sono
fiducioso con questo governo, con Draghi, che è una persona secondo me che sa Molto, quello che fa, sa quello che vuole. molto. Speriamo che rimanga al governo Sì, perché basta abbiamo che non bisogno. aumenti le tasse per quanto riguarda gli immobili con la No, riforma del no. catasto però, Ma perché guardi che l'ha detto stamattina per il giornale radio. Stamattina Draghi ha detto non saranno aumentate, ma non saranno toccate le tasse sulla casa. speriamo perché sono già parecchie, No, insomma, cioè, la la riforma riforma stessa del dell'extra catasto catastale porterebbe un aumento pazzesco delle tasse, sì, quasi il perché doppio, viene a cambiare il spesso il parametro di doppio, sì. misura. Sì, perché adesso il catasto opera le rende catastali sulla base dei vani, non dei metri quadri. Gli appartamenti vengono commisurati in numero di vani e la Certo. tassazione si riferisce al numero dei vani. La riforma vorrebbe portare la tassazione non più sul numero dei vani, ma sui metri quadri. Mm. Allora, le faccio presente che un vano è circa 20 metri quadri, quindi pensi il rapporto, se passiamo Certo. dal vano a metro quadro, non so cosa Ciao. succederà. Sì. Speriamo che, no, ma mi sembra che tutta la destra schierata e Draghi anche abbiano stabilito che non ci sarà la tassa, assolutamente non si toccheranno le tasche degli italiani. Agli italiani si devono dare i soldi, non prendere. Così ha detto Draghi, Sono non d'accordo. io. Sono d'accordo. Lui ha detto così. Sono d'accordo E io anch'io. condivido, soprattutto in questo momento. Stiamo uscendo da Una una crisi crisi pazzesca terribile. Sì. che seguiva un'altra crisi pazzesca, perché dal 2009 al Sì. 2019 io ho vissuto come lei, ma noi imprenditori, il 2010, 12, 13, 14, sono stati anni terrificanti economicamente, con le banche Confermo, che... confermo, confermo. E appena eravamo un po' usciti è arrivata la pandemia che ci ha dato un'altra batosta Incredibile. e adesso finita la pandemia partono le tasse, sono aumentati i materiali in maniera sproporzionata, io sono nel settore edilizio, quindi Eh il sì, lo ferro so, è ho aumentato letto, del sì. 100%, siamo in una situazione pazzesca, abbiamo un enorme vantaggio economico per esempio nell'Ecobonus 110, che è una cosa fantastica come norma, come legge, difficile da applicare perché fatta all'italiana, un casino, cambiano tutti i giorni le normative, ma siamo bloccati perché non ci sono i materiali. Non si trovano i materiali. Sì, sì, ho visto Pensi che purtroppo. impalcature per fare il cappotto termico? Provi a cercare un'impalcatura, non ci sono più impalcature, sono tutte quante impegnate. Se io Pazzesco. voglio fare un condominio, voglio fare un cappotto termico dove mettere l'impalcatura, non c'è, non si trova. Madonna, è Quindi incredibile, ragazzi. è incredibile perché manca sempre quella fase di gestione accurata delle cose, di conoscenza dei problemi, perché se le leggi le fanno persone che non hanno nessuna competenza, Cioè, creano situazioni qua ci assurde, troviamo. Sì, come quelle che stiamo vivendo costantemente. sì, sì. Chi ha fatto quella legge, poverino, andrebbe ricoverato un TSO, un trattamento sanitario obbligatorio, perché se lei legge quella norma di 47 pagine, ha fatto un corso di 2 giorni per capirla, non ci abbiamo capito niente, abbiamo fatto una riunione a livello nazionale, Sì, sì, ma con i è il parad- professionisti, con l'ufficio delle entrate e col ministero, un caos totale. è E troppo ancora oggi è troppo machiavellico, non si riesce a applicare alla non fine. si riesce a interpretare, non si No. riesce a realizzare, bisogna fare l'accesso agli atti ai comuni, i comuni sono chiusi, i comuni ti Figuriamoci danno... a fronte di questo, chi si azzarda a utilizzare quella normativa è un terno al lotto ed è un rischio proprio perché è fatta in modo tale che ci siano troppe lacune e tu poi alla fine sei perseguibile per anni o soggetto a controlli per anni e poi alla fine ti vengono a richiedere i soldi. Cioè, E devi crearti una copertura assicurativa minimo di 500.000 euro. Non so se le sai, il sì, sì, tecnico sì, che sì, sia, no, ma sto seguendo perché deve avere una avevo tentato copertura anch'io di assicurativa utilizzarla. minimo 500.000 euro e può essere aumentata in funzione al numero di interventi che fa. E poi c'è tutta la questione dell'accesso agli atti, i comuni non sono attrezzati, come No, fa? Io ho avuto necessità di trovare una concessione edilizia del 74, Dove la trova? In archivio comunale. L'archivio comunale, alcuni comuni sono attrezzati, alcuni non hanno gli archivi o li hanno tutti quanti disordinati, non hanno i mezzi neanche i certo. comuni.
rispondere alle migliaia di richieste. Questo sta fermando tutto? Beh, devono creare una soluzione radicale, cioè un professionista ha un'autodichiarazione, si parte autodichiarazione del professionista che dice che può essere applicata l'ecobonus e si fa i lavori. Non è che poi incaricare un professionista che fa la richiesta al comune che gli risponde dopo 4 mesi, troppi rischi, l'accesso, troppe poi va a fare lacune. l'accesso, niente. E vabbè, insomma, queste sono cose già marginali. Diciamo che i problemi di cui abbiamo discusso mi sembrano più importanti. Diciamo che è tutto così il paese italiano, comunque speriamo che Draghi ci aiuti, come lei ha detto, e quindi chiudiamo anche quindi con un po' di ottimismo. Noi preghiamo tutte le mattine per Draghi, che goda buona salute, esatto, che stia bene, che resti prosegua. Sono d'accordo. È sicuramente una persona più preparata e illuminata della media che abbiamo visto fino adesso. Una grandissima opportunità di cui dobbiamo ringraziare il Presidente della Repubblica, perché lui che l'ha voluto, è vero. E veramente è stata una grande soluzione, una grande persona, e l'Italia ha tanto bisogno di queste persone. Ne avrebbe bisogno di qualcun altro, ma purtroppo. Teniamoci questo intanto. È vero.